Ciao ragazzi, è primavera, tempo di panettone. L'idea del panettone tutto l'anno, perché di questo si tratta come capirete tra poco, è nata qui a San Zenone di Montagna alla Taverna Cus, che io considero un luogo magico perché ammantato di storia del territorio ma anche personale. Sì, perché questo stabile antichissimo per molto tempo è stato anche la casa di Giancarlo Zanolli, il suo titolare, casa e stalla, perché proprio qui dove mi trovo ora, un tempo c'erano maiali, vacche e galline. Questa è casa mia. In età sarà circa del fine 600, inizi 700, la casa era quella di mio nonno che l'ha comprata quando è tornato dall'America, un immigrante anche lui, e io sono nato qua e c'era prima l'azienda agricola e poi insomma l'evoluzione mi ha portato a fare questo ristorante. Qua arriva la stalla, qua esattamente la stanza dei salami, di là c'erano le galline, i conigli e le mucche erano prima. È stato tu a voler cambiare destinazione, diciamo? Sì, sono stato io perché mio papà è morto giovane e io sono andato avanti un po' con l'azienda agricola, ma non guadagnava. Allora, per valorizzare e rimanere a San Zeno, che è un paese che mi piace tantissimo, ho preso questa strada, questa passione, insomma, un po' della ristorazione, del cibo, del turismo, insomma. Ma torniamo al nostro panettone fuori stagione, che ve lo dico subito, è un qualcosa di straordinario, perché pensate che appena lo tagliate, l'effluvio che vi assale è quello dell'aroma del miele di castagno, che se ci pensate si cala perfettamente in questo habitat, visto che San Zenone di Montagna, come sapete, è il paese dei marroni di Opie. Sì, lo teniamo tutto il tempo dell'anno noi. E la cosa bella è che viene apprezzato anche d'estate, che avevamo un attimo paura per l'estate, invece piace veramente. Poi anche in abbinamento ci mettiamo un gelato, per cui è sempre magari anche pulisce un po' la bocca, per cui non ha nessun problema. Sicuramente per me fare un panettone di qualità vuol dire partire da un lievito madre, cioè una materia viva che ha bisogno dei suoi tempi di lievitazione. Qua si parla di almeno 2 giorni, più dopo tutto il mantenimento anche del lievito madre, per cui ogni 2 giorni va rinfrescato. Quando decidiamo di fare questo prodotto dobbiamo partire dalla mattina fino alla sera a mezzanotte e il giorno dopo si finisce la cottura alla sera, per cui sono circa 48 ore quasi di lavorazione. Per avere un grande prodotto il lievito madre secondo me è il top. Dopo c'è la scelta degli ingredienti. Sì, anche lì stiamo parlando abbiamo fatto anche lì delle prove, delle scelte su che tipo di marron glacé usare, che tipo di cioccolato usare. E adesso abbiamo preso un bel equilibrio secondo me, nel senso abbiamo il cioccolato fondente, questi marron glacé che sono la fine del mondo, per cui per me adesso abbiamo raggiunto il top. Cioè è Natale tutto l'anno? Sì, diciamo di sì, è Natale tutto l'anno e facciamoci anche un brindisi, va? Ma torniamo da Giancarlo. La potremmo definire la storia di una conversione dal mondo agricolo puro dell'allevamento a quello dell'accoglienza e della ristorazione, nella quale tuttavia per Giancarlo i sapori di questo territorio hanno sempre avuto un ruolo importante, basilare, al punto che lui regolarmente e puntualmente
va dai suoi amici contadini a procurarseli quei sapori, salumi, formaggi e quant'altro. E con questi contadini esiste da sempre, forse in virtù del fatto di essere un po' ex colleghi, un rapporto veramente speciale, come avviene per esempio con Ugo Bonafini, più noto come Putiferio. Il rapporto con il territorio e i suoi sapori è sempre molto importante, anche con le persone. Non appena posso vado a trovarli, a rifornirmi con gli amici, tutta gente che conosco, ripeto, da quando sono bambino. È sempre bello, è basilare, direi. Mi fido ciecamente, sì, sì. Sì, perché so come lavorano, quanta fatica ci mettono e quanto impegno. E mi fido. Condividere anche con gli altri queste tue gioie e queste tue passioni è molto bello, ecco. Questo è un modo per valorizzare, è anche un modo per valorizzare la mia terra, perché altrimenti non si vive solo di agricoltura, perché c'è sempre la concorrenza magari con la pianura, c'è sempre, bisogna sfruttare anche questo territorio e facendolo conoscere anche agli altri e i prodotti di questo territorio. Giancarlo ha anche un'altra grande passione, ovvero il vino. E questa è la sua cantina, ricavata nell'antica ghiacciaia dello stabile, dove ci sono delle condizioni di conservazione praticamente perfette. Ed è quindi come se un pezzo di storia e di architettura rurale, grazie a questo espediente, fosse tornato a vivere. Ma lui non si è accontentato soltanto di questo. Al vino ci ha creduto, si è appassionato, ci ha creduto, al punto di arrivare a inventarselo. E quindi si è creato la linea Matito. Sì, una delle passioni è il vino, e anche lì ci vai in fondo, lo assaggi quello che ti piace e sono riuscito a produrre anche del vino con un amico. Abbiamo messo su una cantina che facciamo 3 vini, quelli che ci piacciono, quello che mi piacciono a me, insomma, un bianco, un rosso e uno spumante. Ho voluto fare ho fatto una linea mia perché volevo condividere i miei piaceri anche con le altre persone e assicurarmi che e dar loro una garanzia di gusto. Questa la sento ancora a casa mia. Quindi penso che traspiri tutto l'impegno e la volontà e la passione che abbiamo messo dentro in questi anni.